Allora, a mezz'idilin sono nata in piana. Ho campato in piana sino a 9 anni con a mia nonna, un missialo, che erano pastori. Era una zidilina senza pensieri, senza mica troppo onesta, ma c'era l'amicizia. Ciò che regretto è che la lingua corsa non si parla più tanto. E avevo una mia nonna che non parlava mica francese. E questo non esiste più da noi. Tutte queste mie nonne che parlavano conosco e che ci imparavano tutte a parlare corso. E dico sempre che la lingua che ho intesa, la prima lingua che ho intesa, è la lingua corsa. Ciò che non regretto mica per le donne di Nanzu è che in casa c'è l'acqua, c'è il divano, non si va più a lavare i lenzuoli, il fiume, tutto questo non si può mica regrettare. Oggi si parla troppo di soldi, la ricerca di turisti, più cinesi, più cineole, più tutto quello che mi piace mica. All'epoca i soldi non ne parlavamo mica perché tutto il mondo era lo stesso, tutto il mondo lavorava, i pastori, i pescatori, i turisti sì, l'ospitalità sì, ma lo spartimento sì, ma troppo, è troppo. Il primo consiglio che daria sarebbe pigliare le premure dalla nostra terra.